Primo punto, non può essere abbandonata quell'area perché siamo quasi in centro alla Pava, 42.000 metri quadrati pieni di abitazioni, capannoni, c'è perfino una piscina non utilizzata, è un'area preziosa per Pava. Con Fabio Dattilo, che è il comandante generale di Vigili del Fuoco, ha un progetto molto interessante, è fare una scuola di formazione per quanto riguarda i Vigili del Fuoco. Un progetto interessante che sta vagliando il governo. Inoltre so che per quanto riguarda DIA sta cercando la sede, so che la Finanza sta cercando la sede, sta utilizzando come la DIA spazi in cui paga privati, per cui c'è un doppio interesse. L'ENAV ha intenzione anche loro di rimanere lì come sede per quanto riguarda i droni, per fare informazioni sui droni, più una serie di attività molto molto importanti. E per cui c'è un doppio utilizzo. Primo, risparmiare soldi per quanto riguarda lo Stato. Secondo, devo dire con molta onestà, non è possibile che diventi un'area di degrado così importante in centro a Padova. E trovo giusto che anche i nostri cittadini sappiano che c'è un pericolo potenziale, che il Comune vuole evitare a tutti i costi. Costi quel che costi veramente, è troppo importante. Per cui facciamo tutto quello che è possibile, io farò il massimo come amministrazione comunale, perché questa è un'area pregiata per Padova e va assolutamente utilizzata in senso positivo.